Ciao ragazzi, oggi voglio portarvi a scoprire uno scrigno nascosto di storia veronese, uno dei tanti del resto che caratterizzano questa città. Sono sul Ponte Pietra, il ponte più antico della città, costruito in epoca romana, quindi parliamo di più di 2000 anni fa, ed è da sempre un emblema della città stessa. Ma quello che oggi è uno dei luoghi più gettonati dai turisti per immortalare gli scorci di Verona che da qui si godono, per diversi secoli ha caratterizzato e accompagnato la vita della civiltà veronese, nel bene e nel male, perché è stato testimone del passaggio di tante dominazioni, di inondazioni rovinose, di avvicendamenti e di rifacimenti che lo hanno profondamente caratterizzato nel corso delle varie epoche. Ma il rifacimento più importante fu sicuramente quello successivo alla Seconda Guerra Mondiale, perché il 24 aprile del 1945 questo ponte fu fatto brillare dai tedeschi in ritirata. I lavori di ripristino furono coordinati dal sovrintendente di allora Piero Gazzola e dall'architetto Libero Cecchini e durarono ben 2 anni, dal febbraio del 57 al marzo del 59. Pensate che per ricostruire il ponte furono recuperati ben 529 blocchi di pietra romana antica, mentre altri 379 furono poi via via integrati, pur sempre utilizzando parte di quelle pietre antiche che però dovettero essere rilavorate. Il resto venne fatto arrivare direttamente dalla Valpolicella. Questo per quanto riguarda le pietre. Per quanto riguarda invece i mattoni, furono presi dalle demolizioni definitive delle case bombardate. E adesso vi porto in una di queste case antiche che si salvò dai bombardamenti e che al suo interno conserva ancora una parte di questo tesoro nascosto che racconta a suo modo secoli di civiltà veronese. Andiamo all'Osteria Ponte Pietra. Questo è un edificio del 1400 su fondamenta romane. Noi nel 2011 abbiamo preso questa location, che era un semplice negozietto di antiquariato, e così abbiamo avuto questa ispirazione, io e la mia moglie all'epoca, di fare un ristorante, ispirati da Balcone, fuori da questo balconcino che era spoglio, così diciamo abbandonato, e noi ci siamo così immaginati quei tavolini un po' così, questa diciamo questo charme del balcone, e mangiare sul fiume direttamente. È vero che qui dentro c'è un pezzo di storia fluviale? Sì, certo, qui c'è una storia ben documentata, sia da immagini e da documentazione scritta. Venite con me che vi faccio vedere. Qui stiamo scendendo nel primo piano interrato, e già qua una testimonianza, quello che si vede dove sono questi mattoni. In realtà adesso c'è le scale che vanno un po' a ostruire. Qui è rimasto questa mezzaluna, perché qua in realtà c'era una ruota in pietra enorme che girava e macinava il grano, perché in realtà tutta la via, questa via Ponte Pietra, c'erano sul fiume, prima che facessero gli argini, parliamo di parecchi anni fa, un secolo fa, c'erano tutte le chiatte con i mulini che macinavano il grano, e poi qua ultimavano la lavorazione del grano. Erano tutti i mulini la via di questa via. E questi volti cosa sono, questo volto? Questo praticamente era il luogo della lavorazione. Qui ci sono queste, diciamo, ancora delle piccole testimonianze che adesso io penso che qui c'erano dei attrezzi attaccati appunto per la lavorazione del grano e produrre la farina. Per molti secoli la vita sul fiume e lungo il fiume in città fu particolarmente intensa, vivace, per effetto della grande attività monitorica che qui era presente, un'attività favorita ovviamente dallo scorrimento idrico dell'acqua. Pensate che la prima testimonianza della presenza dei mulini sull'Adige in città fu con una concessione fatta dall'imperatore Berengario I nel 905 per 3 poste da mulino, una sorta di licenza commerciale dell'epoca. Nel XVI secolo di questi mulini se ne contavano ben 87, divisi tra le varie contrade, tra le quali la parte del Leone spettava a Sottoriva, che è proprio qui vicino. Ne aveva ben 22. Immaginate quindi come poteva essere vivace la vita a quell'epoca, con
I mugnai d'accordo, ma i contadini che portavano le derrate, i facchini che le trasportavano, ma poi le casalinghe, le massaie che andavano a lavare i panni nell'Adige e tutta una serie di figure che gravitavano intorno a questa economia viva, intensa, che ha accompagnato per secoli, per l'appunto, la vita economica e sociale di Verona. E anche Berto Barbarani, un grande poeta veronese, fu ispirato dalle ruote dei mulini, al punto che scrisse: sola l'Adria sicura sotto gli occhi della luna, che le ripete in argento. Ora vi faccio vedere la parte, diciamo, esterna. Ecco, qui vediamo che siamo direttamente sul fiume e qua c'erano posizionate queste grandi chiatte con delle, diciamo, con delle strutture che funzionavano da lavorazione della merce che caricavano proveniente dal fiume. Che cosa si prova a lavorare in una struttura così piena, carica, ricca di storia veronese? Ma qua chiunque pranza o cena in questa piccola, diciamo così, in questo affaccio diretto sul fiume, viene spontaneo chiedere e immaginare che qua, ovviamente qua si respira storia, c'è un'infinita narrazione di tutto quello che succedeva nei secoli scorsi. E adesso vi porto nella parte, diciamo, più bassa dello stabile, cosiddetta barchessa, perché qui, come si vede da questa immagine, prima che facessero gli argini, noi siamo in questo palazzo qua, e qui è proprio l'accesso dove adesso vi porto, dove entravano con le barche che portavano praticamente il materiale che serviva per la lavorazione. Questa è la barchessa, così denominata. Immaginate qua questo spazio, che c'era l'acqua che arrivava a dove ho i piedi io adesso. Qui, come si vede, c'è ancora la bitta a dove legavano la prua della barca, e qua c'è ancora lo stampo, perché qua a dove ho i piedi praticamente c'era acqua, insomma c'era dove entrava la barca, e qua c'è ancora lo stampo dell'anello dove legavano il fianco della barca. Ovviamente con tutti questi grandi blocchi di pietra che sono enormi, queste sono di epoca romana. Perché? Perché il ponte, che qui parte il ponte pietra, i due lati del fiume hanno questi basamenti enormi, una distesa enorme di queste pietre romane, perché il ponte, essendo fatto schiena d'asino, spinge, e qui è il basamento dove consolida il ponte. Quindi sono qui da 2000 passa anni. Questi hanno più di 2100 anni. Un altro particolare, questa testimonianza, come si vede queste feritoie nella pietra, sia da un lato che dall'altro lato della parete, perché quando si alzava il fiume, cosa che succede abbastanza spesso anche ai nostri tempi, infilavano delle assi molto, molto spesse per impedire che l'acqua salisse su in casa. E di inondazioni ce ne sono state? Sì, qua Vero? Insomma, in giro per la città di Verona ci sono ancora i segni a testimonianza con delle scritte scolpite nella pietra dei livelli che il fiume ha raggiunto, certo. Questo è un piccolo tempio di veronesità storica che si riflette anche in cucina? Sì, si riflette prettamente in cucina, perché noi facciamo una cucina del territorio veneta, ovviamente con la nostra, diciamo, la nostra versione, chiamiamola così. Noi ci definiamo cucina gourmet, però del territorio, piatti succulenti, porzioni adeguate, e che riflette proprio il gusto dei nostri piatti storici.